vaccinazioni per i 10.000 ultra ottantenni del Veneziano nell'ULSS 3, accesso diretto a Jesolo, Portogruaro e San Donà, previsto l'allestimento dei drive-in. Avviato nell'ULSS 4 il primo studio condotto in Veneto per scoprire i fattori di insorgenza del Covid, comparati i dati di 2 gruppi di 1.000 persone ciascuno. L'11 giugno ci saranno gli europei, non possiamo pensare ad un liberi tutti, dobbiamo partire da aprile con aperture graduali, così oggi Zaia sulle riaperture al Punto Stampa Quotidiano. Parla l'ex ricercatore dell'ufficio OMS di Venezia, autore del rapporto che un anno fa fu pubblicato e subito rimosso, un documento che definiva caotica e improvvisata la gestione dell'emergenza Covid in Italia nei primi tempi cruciali. MSC conferma le crociere su Venezia, un bel segnale di ripresa, si parte con 2 navi, è imminente il cambio di rotta delle grandi navi da bacino San Marco. Negli aeroporti veneti circa 2.000 rischiano di perdere il posto a causa della crisi generata dal Covid, oggi la manifestazione regionale in piazza Ferretto a Mestre. Studentessa bendata in DAD, domani a Mestre il flash mob di protesta degli studenti medi davanti all'ufficio scolastico regionale in via Forte Marghera. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Dunque fine settimana di vaccinazioni ad accesso libero in tutto il territorio dell'ULSS 3 per gli ultra ottantenni che non si sono fino ad ora prenotati. Sentiamo i dettagli nel primo servizio. 3 giorni di vaccini non stop ad accesso libero per recuperare gli ultimi ultra ottantenni che non hanno ancora risposto alle chiamate vaccinali dell'ULSS 3 Serenissima. Una ulteriore opportunità che offriamo a questa popolazione per vaccinarsi. Noi, oltre alle persone che sono già state prenotate, che si sono già prenotate, sono ben oltre i 2.200, in questo fine settimana abbiamo aperto i nostri punti vaccinali. Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 aprile si aprono infatti 3 finestre in 6 hub. Il Palexpo di Mestre, l'Ospedale Civile, il Padiglione Rossi del Lido, il Bocciodromo di Mirano, il Palazzetto dello Sport di Dolo e la sede Aspo di Chioggia. Si accederà in base al mese di nascita. Venerdì i nati tra gennaio e aprile, sabato da maggio ad agosto, domenica da settembre a dicembre. Ogni mese di nascita sono circa 700 persone e quindi nell'arco dei 3 giorni abbiamo la possibilità di chiamare tutti gli 8400. Raccomandiamo di essere precisi per quanto possibile nell'arrivare nel luogo più vicino a casa, nell'orario previsto per quel mese di nascita. Il vaccino disponibile sarà il Pfizer, quindi noi crediamo anche tempi rapidi di anamnesi. Si tratta di un ulteriore appello per gli over 80 non vaccinati e privi di prenotazione fatta nel portale. Domenica per noi abbiamo chiuso questo capitolo. È logico che per non lasciare indietro nessuno, una persona che ha compiuto gli 80 anni avrà sempre un posto nei nostri punti vaccinali. Assolutamente non si vuole, se qualcuno ci ripensa o si verificano le condizioni per essere vaccinato, può accedere sempre e comunque e il posto ci sarà. Avviato il primo studio condotto in Veneto per scoprire i fattori di insorgenza del Covid-19. È il primo studio condotto in Veneto sui fattori che favoriscono l'insorgenza del Covid-19. L'analisi, avviata su tutti i malati ricoverati Covid-19 da inizio pandemia ad oggi nella ULSS 4 del Veneto orientale, per capire se esiste una correlazione tra il contagio e le patologie pregresse, ma anche se esiste una relazione tra contagio e i farmaci assunti prima della comparsa del virus. Possono essere le condizioni patologiche che hanno i pazienti a livello territoriale, quindi scompenso cardiaco, fibrillazione, diabete, asma, broncopatie, malattie tumorali. Ci possono essere anche dei trattamenti farmacologici che favoriscono l'insorgenza del Covid. Lo studio condotto sulla comparazione delle cartelle cliniche di 1.000 persone malati Covid con altrettante di persone prive di qualsivoglia sintomo.
Ed è necessario studiare ed integrare gli studi che già ci sono, ma bisogna regionalizzare il dato, perché molti studi sono di origine cinese, di estrazione cinese o americana, ma mancano dei grossi studi con molta forza statistica all'interno del nostro territorio. La ricerca veneta compara anche qual è il nostro stile di vita abituale, con particolare attenzione al consumo di alcol, fumo, allo svolgimento di attività fisica e il gruppo sanguigno di appartenenza. Studi clinici da cui emerge un dato molto interessante. Che i gruppi sanguigni A e B possono favorire l'insorgenza del virus, mentre il gruppo 0 in realtà hanno meno accessi ai ricoveri per Covid. Quindi ecco un dato interessante che questo da scoprire, perché questo tipo di fenomeno sicuramente è nazionale, quindi c'è una mappatura dei gruppi sanguigni a livello territoriale e cerchiamo di confrontarci e vedere se ci sono dati statisticamente diversi. La ricerca condotta dal team aziendale coordinato dal direttore dell'unità farmacia ospedaliera con i dipartimenti di prevenzione, terapie intensive e malattie infettive, sempre del Veneto orientale. In 3 mesi dovremo raccogliere tutte quante queste schede, e ricordo sono 1000 pazienti, quindi 1000 cartelle cliniche, quindi sono parecchie, e quindi nel giro di 4-5 mesi dovremo avere già i primi dati da poter pubblicare. Ed ora il punto stampa del governatore Zaia. L'11 giugno prossimo ci saranno gli europei, non possiamo pensare ad un liberi tutti, dobbiamo partire da aprile con aperture graduali, così oggi Luca Zaia. Sentiamo. Io penso che con aprile, da quello che stiamo immaginando noi, comunque qualcosa deve cambiare. La ripresa e il timing delle riaperture non può che partire dai dati. 1081 positivi oggi in Veneto, che però sono il 2,67% sui tamponi effettuati. Il virus inizia a frenare. I positivi calano, 63 pazienti Covid in meno ricoverati. Parte da qui la riflessione del Veneto, che parla di trend buono e cita a titolo esemplificativo la data dell'11 giugno fissata per l'avvio degli europei. Ora è tempo di parlare di come pianificare la convivenza con il virus. Per liberi tutti allora. C'entrano 20.000 persone all'Olimpico, immagino che l'11 giugno sia la parte finale della liberazione. Abbiamo 60 giorni, 60 giorni più o meno, no? Più vaccinati uguale a più garanzie per le aperture è l'equazione che sottenderà tutti i ragionamenti del governo. Il Veneto è capofila per la stesura delle linee guida che le regioni proporranno a Roma. E così anche il Veneto punta a chiudere in settimana la vaccinazione agli over 80, scenderanno in campo anche i sindaci. A chi ha più di 80 anni dico questo: in queste ore cercate di stare attenti alla comunicazione, perché se non vi è arrivata una lettera, se non vi è arrivato un messaggio, se non vi è arrivata una forma di comunicazione, o se non siete riusciti a prenotare, l'appello anche ai nipoti e ai familiari, tentate di interpellare i siti delle vostre ULSS. Dopodiché vi dico, ringrazio i sindaci che si sono messi a disposizione, perché alcuni non rispondono. Un piccolo esercito di irreperibili, la regione andrà ad intercettare anche questi. Per gli accompagnatori, voglio essere chiaro, oggi c'è una riunione a livello nazionale per decidere un po' le modalità. Per gli over 70 dalla prossima settimana ci sarà la possibilità della doppia prenotazione anche per gli accompagnatori. La regione ha bisogno di sapere con certezza quanti si presenteranno, perché la disposizione di vaccini è scarsa. Oggi sono arrivate 126.000 dosi di Pfizer, che sono briciole. Ecco perché la posizione del Veneto, di Luca Zaia, sul caso Johnson & Johnson è questa. Io veramente tifo perché funzioni fino in fondo. Non vi nego che sto facendo fare un lavoro per dire, Luca Zaia, classe 68, tu riceverai una chiamata questo mese. Vogliamo dare una certezza ai veneti. E sempre nel punto stampa di oggi Zaia ha annunciato che MSC conferma le crociere su Venezia, è un bel segnale di ripresa, si parte con 2 navi, ha detto, e ovvio ha aggiunto che c'è il tema della viabilità acquea da risolvere, dobbiamo portare fuori le navi dal bacino San Marco e dal canale della Giudecca. Nell'ultimo comitato si è deciso che dovranno passare per il canale del Petrolio ed arrivare a Marghera. Finché non sarà approntato l'ormeggio a Marghera continueranno con la viabilità ordinaria, ma il cambio è imminente. Le prime 2 navi di MSC previste da Venezia sono la MSC Sinfonia, in partenza il 1° maggio per una crociera di 7 giorni nel Mediterraneo, e la MSC Poesia, sempre con destinazione Mediterraneo, in partenza il 2 di maggio.
E noi siamo pronti ad aprire tutti i musei della città sabato 24 e domenica 25 aprile, lo dice in diretta il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro su Radio 24. Riapriremo in modo scaglionato le attività, ora siamo in arancione ma con i dati che vedo si può passare al giallo, e sui ristoranti bisogna aprire le attività, non tutto ovviamente, però i ristoranti all'aperto sui plateatici, quelli sì, eventualmente rinviamo di un'altra settimana, il 1° e il 2 maggio, così il sindaco Brugnaro. Ed ora parla Francesco Zambon, l'ex ricercatore dell'ufficio OMS di Venezia, autore insieme al suo gruppo del rapporto che un anno fa fu pubblicato e poi subito rimosso dalla stessa OMS, un documento che definiva caotica ed improvvisata la gestione dell'emergenza Covid in Italia nei primi tempi cruciali, e nel quale parlava anche del mancato aggiornamento del piano pandemico dal 2006. Dopo la polemica di questi giorni con Ranieri Guerra, il direttore vicario dell'OMS, ora indagato dalla Procura di Bergamo per falsa testimonianza, Zambon, intervistato da Ferdinando Avarino, attacca l'OMS non è indipendente. Sentiamo quindi la prima parte di questa intervista. Questa cospirazione che coinvolge Brusaferro, il capo di gabinetto di Speranza, Tedros, io del coinvolgimento dell'OMS potevo certamente sospettarlo, ma non ne avevo certamente prova, non lo sapevo. Lei parla di cospirazione, non è una cosa da poco, no? Cioè, cosa vuol dire? Che quindi tutti sapevano di questo piano che avrebbe un po' smontato la narrativa che si faceva dell'Italia, la narrazione che si faceva dell'Italia grande prima ad affrontare il virus, insomma, quindi, e che aveva infastidito anche il ministro Speranza. Ma da queste chat sembra che abbia infastidito il ministero almeno, perché il ministro Speranza sì, sembra che sapesse, cioè dalle chat insomma non è proprio chiarissimo. Il motivo del fatto di essere infastiditi francamente non mi è molto chiaro, perché il rapporto dell'OMS era un rapporto narrativo che descriveva quello che è successo nella prima fase, e chiaramente l'Italia, essendo la prima ad aver risposto al Covid, ci sono state delle criticità, ma ci sono anche state delle cose che hanno funzionato molto bene e che potevano essere da esempio dagli altri paesi. Quindi adesso viene visto come un rapporto, e viene anche strumentalizzato come un rapporto critico nei confronti del governo, ma non era fatto così quando è uscito un anno fa. Io non ho mai ricevuto nessuna comunicazione relativamente a delle inesattezze del rapporto dell'OMS. Io sono venuto a conoscenza che ci fossero degli errori, ma appunto non saprei dire quali, soltanto 7 mesi dopo, quando è venuto fuori diciamo un po' il putiferio, e lì dopo 7 mesi hanno pensato di dire che c'erano degli errori. Beh, se ci fossero stati degli errori si sarebbero ben potuti correggere subito e rimetterlo online, quindi chiaramente questo non è il motivo del ritiro. Sui motivi effettivi del ritiro, io all'inizio pensavo che fosse dovuto a un conflitto di interessi di Ranieri Guerra per il discorso del piano pandemico, e sicuramente questa è una delle origini, però alla luce delle chat che sono emerse dalla magistratura direi che si sommano ben altri fattori. Credo che il piano pandemico su questa storia ormai c'entri davvero poco, e anche i contenuti del rapporto fondamentalmente c'entrano poco. Penso che la questione qui sia proprio sul fatto che l'OMS non è in grado di uscire con un rapporto narrativo che non era neanche una valutazione della risposta, ma una narrazione della risposta Covid italiana, che sarebbe potuta essere utile ad altri, in maniera indipendente. Ecco, qui bisogna farsi delle domande. Alla luce di queste chat l'OMS deve interrogarsi: allora quali sono le dinamiche che governano l'organizzazione? Certamente non quelle dell'indipendenza e della trasparenza. E torniamo a parlare di vaccinazioni, altra tappa vaccinale a bordo del battello, circa 30 persone sono state vaccinate a Sant'Elena.
Dopo Sant'Erasmo, il vaporetto ambulatorio allestito per la vaccinazione anti-Covid ha fatto tappa a Sant'Elena. In una giornata fredda e piovosa conferma che se i vaccini ci sono la macchina non si ferma. Ma il nodo è proprio questo, le forniture di vaccini. Ecco perché al governo arriva l'ennesimo appello. Lo rivolge l'assessore comunale Venturini, che si è recato sul posto con i sanitari preposti, i volontari della protezione civile, addetti a garantire le procedure di sicurezza, il delegato del sindaco ai rapporti con le isole Scarpa Marta e il direttore generale dell'Ulstre Serenissima Edgardo Contato. È un'ulteriore tappa che facciamo oggi e ne faremo anche altre nei prossimi giorni. L'importanza è però che arrivino i vaccini. Purtroppo la penuria di vaccini è il principale problema dello stop alla campagna vaccinale. L'Italia non può permettersi di perdere tempo. L'Italia ha bisogno di dosi per rimettere in moto la campagna vaccinale. La macchina a Venezia funziona, i punti vaccinali ci sono, quello che manca purtroppo sono i vaccini, non solo a Venezia ma in tutta Italia. Quindi davvero il governo deve assolutamente risolvere questa carenza di dosi per poter quanto prima vaccinare il più possibile, il prima possibile e ripartire sia dal punto di vista sociale che economico. Ed ora nell'ULSS 4 del Veneto orientale, dove per concludere la vaccinazione degli over 80 sono in arrivo 3 punti di drive-in. 2000 gli over 80 della ULSS 4 ancora da vaccinare. Utenti che avevamo già convocato nelle sedute vaccinali dei giorni precedenti. Adesso rifaremo il percorso con loro in modo tale da essere sicuri che abbiano ricevuto l'invito e in tal caso abbiamo 2 modalità. La prima è il contatto telefonico e l'operatore che contatta la persona o il figlio o il convivente mette in agenda dando già un appuntamento per la vaccinazione nei prossimi giorni, comunque entro domenica. Tra questi 500 gli over 80 privi di contatto telefonico, per raggiungere i quali ora l'azienda sanitaria del territorio chiede aiuto ai comuni con il recapito porta a porta della missiva di vaccinazione. Ed eventualmente raccogliere l'adesione o le motivazioni per le quali non si possono vaccinare, quali ad esempio aver avuto il Covid recentemente. Per agevolare le persone all'accesso alle sedi vaccinali, organizzati pure i drive-in nelle 3 aree di Portogruaro, San Donà e Jesolo. Presso le stesse sedi dove abbiamo la vaccinazione ordinaria e nei prossimi giorni questi drive-in saranno tutti e 3 attivati per consentire l'afflusso diluito nel tempo, nei giorni e anche agevole per le persone che accompagnano gli anziani. 5.900 i vaccini Pfizer che includono anche la seconda dose, 600 gli AstraZeneca arrivati a disposizione della ULSS 4. Dalla prossima settimana, terminata la vaccinazione agli over 80, inizierà quella agli over 70 e loro conviventi e caregiver, ma sempre solo se coetanei e pure in caso di necessità a domicilio. Delle 8.000 persone che lavorano negli aeroporti veneti, circa 2.000 rischiano di perdere il posto a causa della pandemia. Oggi a Mestre la manifestazione regionale. Il quasi azzeramento dei voli provocato dalla pandemia ha praticamente raso al suolo il loro settore. I lavoratori degli aeroporti veneti hanno manifestato in piazza Ferretto a Mestre. Sono impiegati al Marco Polo di Venezia, al Catullo di Verona e al Canova di Treviso nelle mansioni più varie e con inquadramenti contrattuali diversi. Ma se il blocco dei licenziamenti non venisse prorogato, il 20-30% di loro rischia di perdere il posto. Sugli 8.000 stimati dei 3 aeroporti, un buon 2.000 persone. Quali mansioni? Di tutte. Tutte, dallo scarico e carico bagagli al check-in, alle pulizie, a autonoleggi, controlli di sicurezza, siamo tutti interessati. Alberto lavora allo smistamento bagagli al Marco Polo di Venezia, un aeroporto che con la pandemia ha perso il 75% dei voli. Abbiamo fatto 12 mesi di cassa integrazione straordinaria e adesso siamo passati alla cassa integrazione per Covid, quella in deroga. Ci sono più di 400 dipendenti in cassa integrazione ormai da un anno e soprattutto non si vede luce in fondo al tunnel. Elena lavora part-time al check-in dell'aeroporto Canova di Treviso. Il lavoro è dignità. Io in quest'ultimo anno e un mese mi sento abbandonata a me stessa e ho perso la mia dignità
di lavoratrice di persona. La crisi colpisce tutti, anche gli addetti alla sicurezza. In una fase di cassa integrazione i lavoratori della Security non percepiscono il fondo volo, l'integrazione, quindi stanno a 710 euro a mese. Tra le richieste l'attivazione di un tavolo di crisi permanente, investimenti e sostegno al settore e ammortizzatori regionali anche per coloro che ne sono stati finora esclusi. Ed ora il mondo della scuola, perché non si placano le polemiche dopo il caso della liceale veronese bendata durante un'interrogazione in DAD. Domani flash mob degli studenti medi davanti all'ufficio scolastico regionale a Mestre. Un flash mob statico, tutti bendati, come è accaduto alla studentessa di Verona, per denunciare quelli che definiscono episodi di umiliazione durante le interrogazioni e le verifiche in didattica a distanza. La rete degli studenti medi del Veneto manifesterà davanti alla sede dell'ufficio scolastico regionale in via Forte Marghera a Mestre perché venga ripensato l'intero sistema scuola che, affermano, durante la DAD ha reso manifeste a tutti le sue carenze strutturali. Secondo la rete degli studenti medi del Veneto, il caso di Verona non è isolato e i ragazzi annunciano che renderanno noti i diversi messaggi che sono arrivati da studentesse e studenti di tutte le province venete. L'ufficio scolastico regionale ha comunque già avviato accertamenti su quanto accaduto nel liceo veronese, dove peraltro alcuni genitori hanno manifestato solidarietà alla docente coinvolta, sostenendo che la scelta per le interrogazioni era concordata. La vicenda intanto continua a far discutere e si inquadra nel tema più ampio di come sia stata organizzata la scuola ai tempi del coronavirus. La farsa deriva dalla situazione in cui viviamo e qualcuno è così deficiente da inventarsi situazioni di questo genere all'interno del dramma che stiamo attraversando. Direi che non vale la pena neanche parlarne. Ma senta, ma è necessario ricorrere a questi mezzi per valutare un ragazzo? Ma è evidente che no, ma sono stupidaggini, ma c'è sempre il cretino, quindi lasciamo perdere. Dopo l'intervista in esclusiva a Ring del generale Tricarico e dell'avvocato dei 5 degli imputati a processo per il caso sollevato da Giulia Schiff, sentiamo oggi le dichiarazioni di una mamma il cui figlio appunto è coinvolto nella vicenda. Lo stato d'animo di mio figlio non è dei migliori. Però allora lui sta andando avanti tutti i ragazzi, anzi mi voglio congratulare con loro perché recentemente sono tutti quanti diventati piloti dell'aeronautica, quindi hanno conseguito quella famosa aquila turrita e per noi è stato un grandissimo passo in avanti. L'altra faccia della medaglia. Finora abbiamo ascoltato le parole e le motivazioni di Giulia Schiff, la 22enne di Mira, ex allieva pilota, che ha denunciato i colleghi di corso per il comportamento avuto durante il battesimo di volo e per cui 8 sergenti dell'aeronautica sono imputati. Ora invece a parlare la mamma è uno dei compagni di Giulia. Sentirsi trascinati in un processo penale è una cosa che forse ti demotiva anche andare avanti, no? Perché comunque hai il pensiero, devi studiare, devi lavorare, devi pensare che qualcuno ti ha trascinato ingiustamente in una cosa così importante che ti segnerà tutta la vita, perché poi questi ragazzi sono segnati a vita. Allora non pensiamo soltanto alla ragazza che è segnata, anche questi ragazzi sono segnati a vita, che fino a prova contraria sono innocenti. Quindi dico a mio figlio e dico a tutti quanti di andare comunque a testa alta. Antonella poi evidenzia un altro aspetto. I cosiddetti leoni da tastiera che commentano vari social della ragazza o comunque altri social in generale di chi appoggia questa ragazza, a noi nessuno ci garantisce che questi leoni da tastiera poi possano diventare persone fisiche che aggrediscano per strada i nostri ragazzi e noi non viviamo tranquilli. Ed era questo l'ultimo servizio da Venezia, grazie per essere stati con noi. Vi lascio come sempre in chiusura al nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo.
Sull'Italia prevale una circolazione a tratti instabile. Al nord-est tempo generalmente buono, ma non si escludono dei disturbi. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 15 aprile. Sul Veneto avremo un contesto per lo più asciutto e soleggiato, tuttavia saranno possibili degli annuvolamenti con locali acquazzoni sulle aree montane e pedemontane, in locale estensione anche alle pianure limitrofe. Temperature stazionarie minime tra 2 e 7 gradi, valori massimi compresi invece tra i 10 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo, qualche piovasco al pomeriggio in corrispondenza dei rilievi. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime fino a 11-13 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento, ma anche in questo caso saranno possibili dei rovesci. Temperature minime intorno a -2 gradi, massime fino a 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.